Allora Giovanna, è arrivato il tuo secondo gol con il Vittorio Veneto, il primo quest'anno, contenta? Contentissima, diciamo che l'anno scorso è arrivato all'ultima giornata e quest'anno fortunatamente alla seconda, quindi sono felicissima. Adesso ci tengo a dare una mano alla squadra segnando e quindi vorrei continuare a farlo, insomma. Dopo tutto il periodo che hai passato in Under 17, con esperienza sicuramente che hai fatto, che hai maturato lì, sei tornata finalmente a disposizione di mister Toffolo e quindi oggi ti sei espressa finalmente anche con il gol. Sì, sono stata in nazionale per un po' e tornare, cioè non vedevo l'ora da un lato di tornare con la squadra e sono felice della prestazione di oggi e di aver dato una mano alla squadra. Comunque l'importante è continuare così e basta, dare sempre il massimo, insomma. Non è arrivato il gol, Margherita, comunque un'ottima prestazione, il mister è contento, cosa ne pensi tu? Sì, abbiamo giocato una buona partita e loro sono partiti forti al primo tempo, poi noi abbiamo preso gli spazi, alla fine abbiamo controllato bene quasi tutti i 90 minuti, a parte penso gli ultimi 10 che abbiamo fatto un po' di fatica anche perché loro hanno provato a recuperare 2 gol, però è andata bene così. Mister, dicevamo, è contento della tua prestazione perché stai aiutando ancora di più la squadra rispetto ad altre situazioni dove magari questo non avveniva. Comunque oggi è mancato solo il gol. Sì, diciamo che io sto cercando di cambiare un po' il mio modo di giocare, una volta ero un po' più offensiva, diciamo, adesso diciamo che anche col modulo che il mister propone devo dare una mano più a centrocampo e anche un po' alla difesa, quindi è ovvio che ho meno occasioni, ma dovrò cercare anch'io di magari avere in quelle poche occasioni che ho di concludere meglio, ecco. Ora testa di nuovo al campionato perché domenica si continua dopo questa pausa forzata, diciamo tra virgolette, altri 3 punti sono arrivati, quindi bisognerà concentrarsi per la partita di domenica prossima a Vicenza. Sì, è una partita dura quella là perché è un campo abbastanza difficile, poi ogni squadra è importante, cioè bisogna affrontarla nel modo migliore, quindi cercheremo di fare i 3 punti anche in quel campo che sì, non è facile. Allora mister, 3-0 oggi col Fiamma Monza, una partita che sembrava facile, invece il Fiamma Monza ha messo il suo per mettere in difficoltà il Vittorio Veneto. Allora, partite facili non ce ne sono. Fiamma Monza è una gran bella squadra, una squadra di ragazze giovani con voglia e motivate. Sono partite benissimo i primi 15-20 minuti, quindi ci hanno messo in difficoltà. D'altro canto noi vediamo da 3 settimane di inattività di partite ufficiali e quindi un po' le misure, il campo, il sintetico, la trasferta lunga ci hanno magari un po' condizionate. Dopo abbiamo preso le misure, ci siamo date una svegliata, abbiamo creato 3-4 occasioni che abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, dopo abbiamo sbloccato il risultato. Siamo sempre state attente di non subire un gol dell'avversario perché poteva aprirsi la partita in qualsiasi momento. Infatti poi nel secondo tempo sul 2-0 quell'occasione che ha avuto l'attaccante del Fiamma Monza sulla traversa girata da Reginato comunque ha permesso quasi il gol del Fiamma Monza, poi è stato sventato. Sì, sul corner abbiamo rischiato, la Ciucchi è stata bravissima con un colpo di Reni a mettere la palla sopra la traversa, quindi in 95 minuti un'occasione all'avversario è logico darle, quindi sì, non siamo impenetrabili per 95 minuti, però le ragazze sono sempre state compatte, ordinate e abbiamo portato a casa un ottimo risultato. Complimenti anche da parte del Fiamma Monza perché dalla tribuna arrivavano i sinceri complimenti a Stefanello perché secondo loro era dappertutto. Sì, la Vane ha tante qualità, ma oggi sono praticamente tutte 15-16 da applaudire perché non era facile, tutte quante hanno dato il massimo e si è visto. Dopo ogni tanto le singole magari vengono fuori con le proprie qualità diverse una dall'altra. Oggi la Vane come la Foltran, come la Martinelli, come la Toma, come insomma è inutile elencarle tutte, hanno dato il proprio prodo per portare a casa questi importantissimi 3 punti. Ultima cosa mister, peccato per Zanò che non è arrivato al gol. Gioia invece per Coghetto.
Sì, la Marghi ha fatto tanta quantità, quindi ha creato tantissime occasioni, tantissimi pericoli alla difesa avversaria, e se fosse un attimino più lucida anche davanti alla porta non sarebbe qua in Serie C, ma sarebbe 2 o 3 categorie più alte, quindi ce la teniamo così e va bene così. E la Gio arriva da un periodo che non la vedevamo perché era con stage con la nazionale, è entrata con la motivazione giusta e è stata brava a essere al posto giusto al momento giusto. Siamo con Benedetta Sonnessa. Allora Benedetta, un Fiamma Monza, cosa si può dire oggi della tua squadra? Di fronte ha avuto sicuramente un'ottima squadra che è il Vittorio Veneto. Beh, non abbiamo mai mollato, comunque abbiamo cercato di giocare fin dall'inizio, anche appunto siamo una squadra nuova, quindi abbiamo un po' di difficoltà a trovarci tra di noi, però comunque cerchiamo sempre di lottare per la vittoria e di non mollare mai. Questo proprio si è notato dalla tribuna, non avete mai mollato e questo vi dà proprio elogio. Una nota anche per te perché hai fatto veramente una bella partita. Sì, devo dire che è la seconda volta che parto titolare perché è il mio primo anno in prima squadra e pur essendo giovane cerco comunque di lottare per i miei obiettivi e di fare sempre il meglio e niente, spero di continuare a convincere la mister nelle mie capacità e di continuare bene. Vi ha sempre incitato comunque la vostra mister di fare il meglio che potevate? Sì, è sempre, ci urla molto, però comunque ci sprona molto questa cosa e credo sia un buon esempio da seguire per tutti e anche per il calcio femminile. Siamo con Maria Macri, tecnico del Fiamma Monza. Allora mister, un'analisi un po' su questa partita di oggi contro il Vittorio Veneto, dove vi ha visto comunque protagoniste. Allora, partiamo dal presupposto che loro sono più forti e che noi abbiamo una squadra con l'età media di 17 anni e ha giocato anche una 2003 per più di 25 minuti, e per cui che il nostro obiettivo è la salvezza, però noi cerchiamo di giocarcela sempre e secondo me 3-0 è un po' bugiardo perché abbiamo giocato anche noi, insomma. Certo, poi l'inesperienza si vede tutta quando si è sul campo, però abbiamo fatto pochissime partite, per cui puntiamo a fare sempre meglio di partita in partita, ecco. Questo è il nostro obiettivo, di salvarci il più presto possibile e poi di migliorarci settimana dopo settimana. Notavamo dalla tribuna comunque la grinta che ci metteva questo Fiamma Monza e anche lei che continuava comunque a incitare le sue ragazze. Sì, perché a parte che io sono così, il contrario di quando giocavo, che quando giocavo ero molto più fredda, invece così io vivo la partita come se la giocassi anch'io e io non sono mai arrabbiata con loro, sia chiaro, perché mi sentono urlare, ma io non sono mai arrabbiata, infatti rido, scherzo in panchina, però io ho notato che se io urlo insieme a loro, se io mi scaldo insieme a loro vanno a 1000, e invece se io non dico niente loro si rilassano, e per cui abbiamo deciso di fare così, e loro effettivamente noi ci alleniamo sul fatto che l'intensità debba essere sempre molto alta, e quindi pensiamo, siamo inesperte, siamo giovani, non abbiamo tanta possibilità di fare 50 gol a partita, cosa facciamo? Mettiamola sulla forza atletica, sull'agonismo, ecco. Noi sappiamo stare in campo, anche perché non è che ripeto, i gol poi sono quelli che si ricordano, ma chi vede la partita non vede questo divario da 3-0 forse da una squadra all'altra, però il Permac Vittorio Veneto punta alla Serie B e noi puntiamo alla salvezza, per cui obiettivi diversi e insomma questo non è un dettaglio di poco conto, ecco. Benedetta proprio in un'intervista ha detto sì, il mister ci urla contro, però ci dà la carica. Esatto, che poi è quello che ho appena detto io, e infatti è come se io avessi in mano un joystick e le muovessi come alla PlayStation, a cui io non so giocare assolutamente, però con loro è così, ma proprio perché sono inesperte, perché se io avessi una squadra come quella del Permac non dovrei dire niente probabilmente, no? E invece loro le devo guidare, scappa dietro, accorcia, è così, e io vivo con loro 100 minuti di partita, per me è questa, insomma. Io vado a casa che sono sfinita più di loro, perché poi martedì mi devo riprendere anche. L'analisi che sta facendo mister un po' ricorda 10 anni fa da dove è partito il Vittorio Veneto, quindi
un complimento sicuramente alla sua squadra, perché sicuramente potrà crescere. È il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo principale è quello di crescere di partita in partita. Infatti noi abbiamo fatto la prima di Coppa Italia 5-0, giocando che sembravamo veramente l'oratorio San Gaetano, che non so neanche se esiste, e poi la seconda partita sempre meglio, e poi sempre meglio. Noi facciamo sempre meglio, poi ci sta tanto di cappello al Vittorio Veneto. Non è che sono qui a dire che loro hanno rubato la partita, hanno giocato bene e hanno meritato di vincere, ma noi ci siamo stati in partita fino all'ultimo. Anche un 2-1 magari sulla traversa presa, finiva 2-1, un risultato diverso, no? Cavolo, però come se la sono giocata 3-0 sembra un'altra cosa, e in realtà non è proprio così, ecco, anche perché secondo me il primo gol era fuori gioco netto, secondo me, e poi prendiamo un gol a un minuto dalla fine del primo tempo, e iniziare sul 2-0 è diverso, ecco, perché facciamo fatica a segnare noi, non perché non ce la dobbiamo giocare o possiamo giocare, però vabbè, insomma, ripeto, l'obiettivo è salvarci.